Bentornati su Fishing Bar Channel. Oggi il secondo episodio di On The Road, siamo a Colonia e tra poco la visiteremo assieme per lungo e per largo. E iniziamo il nostro tour dal Reno. E da dove se no? Dall'importante fiume che taglia a metà la città di Colonia. Noi passeggiamo tranquilli, e poi cosa si trova? Una macchina sopra un tetto. Una macchina con delle ali sopra un tetto. Ma che senso ha? Ma chi è quell'ingegnere pollo che l'ha messa lì poi? E poi continuiamo e andiamo al Duomo. Bellissimo Duomo, in stile romano germanico. Eccolo qua, un po' buietto di notte, un po' scuretto, ma per il resto è fantastico. Anche l'illuminazione è fatta molto bene. Sicuramente un po' lo potremmo anche paragonare quasi alla Sagrada Famiglia. È il simbolo e in più ha sempre un cantiere anche lui. Questi sono gli interni e questo è il primo organo e l'organo di sicurezza. Invece questo è il secondo, se si rompesse il primo, se. Invece questo è il punto panoramico da dove possiamo osservare il Duomo. Diciamo che questo punto panoramico è molto famoso, infatti la metà o più delle immagini si presume che siano prese proprio da quel punto e possiamo dire che l'atmosfera di sera sia un po' magica. Adesso facciamo un salto allo zoo senza entrarci. I 17 euro del biglietto io non li voglio pagare, quindi vi do l'alternativa. Ed ecco qua, se aspettate l'orario di chiusura vedrete fuori dallo zoo un branco di conigli. Saranno un centinaio di conigli selvatici solo per voi, senza pagare neanche un lillero. Aspettare la chiusura dello zoo. E se proprio non volete i conigli, ho una vasta gamma di altri animali da farvi vedere. Possiamo iniziare con lui? Che carino il sorcetto. Oh, è scappato. Dico altro. Oppure possiamo vederci queste bellissime paperette. Queste sono al parco del Reno. E così abbiamo risparmiato i soldi del biglietto, guardandoci comunque dei bellissimi